amici, allora, benissimo. Voi mi dovete perdonare che non c'è la reazione, ma come capita ogni tanto, quando specialmente domenica sono un po' fuori casa per fatti miei, ma oltretutto era uno streaming veramente impossibile e c'erano dei problemi di connessione proprio pesanti, quindi la mia analisi è un po' viziata da una visione non fluida, da New York Valero fluido, quindi non riesco a essere molto analitico quest'oggi sulla partita del Napoli, ma mi sembra evidente che ci sono delle chiavi di lettura in questo Napoli 2.0 di questa stagione, che probabilmente ha capito come bisogna affrontare certe partite, e anche quando tu la partita in qualche modo la devi fare, non devi perdere di vista quella che è la compattezza, quello che è il non regalare palle agli avversari, cose che abbiamo fatto per tutto il girone d'andata, cose che abbiamo fatto anche da quando è arrivato Gattuso, e poi lui si è reso conto, l'ha detto proprio, quindi è incredibile. Per una volta abbiamo un allenatore che dice le cose come stanno, ma proprio veramente come stanno, senza nascondersi dietro al calciopolese. E quindi dici, io volessi pure fare l'aggressione incredibile così, ma questa squadra non è in grado. Se fa l'aggressione altissima regaliamo prateria agli avversari, e quindi non è possibile. E che sia l'Inter, la Lazio, la Juve o il Cagliari, e sarà anche il Brescia, non si deve regalare niente a nessuno. E se, perché questo poi è uno dei vari spunti di riflessione che devono farvi commentare e dire la vostra, anche quando l'avversario non è che ti sta attaccando in maniera dissennata, perché il Cagliari non era in grado di farlo, tu poi hai della qualità in più per battere le squadre più piccole quando poi si gioca punto a punto. C'è un equilibrio, se voi vedete le statistiche, alla fine il Napoli fa più possesso palla, parlo di statistiche della Serie A, fa un 56 di possesso palla, fa un tiro totale di 14 contro 10, tiri in porta 4 contro 2. Insomma, il Napoli comunque la merita. Ma perché la merita? La merita perché negli equilibri alla fine dovrebbe venire fuori un po' di qualità. Se la squadra decide che sta giocando per vincere e si è convinta che il sesto posto, almeno il sesto posto, è tranquillamente recuperabile, perché noi mo stiamo parlando di lasciamo perdere la Roma che sta al quinto e sta a 39, il Napoli sta a 33 e se la gioca con Verona e Parma che stanno a 35, il Bologna a 33, il Milan che deve recuperare che sta a 32 e il Cagliari a 32, un pochino più dietro perché le abbiamo superate in questo momento nello scontro diretto. Bene, allora vuol dire che questo sesto posto è perfettamente alla portata per quelli che lo vogliono fare. Secondo spunto di riflessione, Gattuso che ha detto: quando finisce il mercato di riparazione vedremo quelli che effettivamente lo vogliono fare, e si ritorna al discorso di prima che ho fatto qualche video fa e qualche amico pure su Facebook me l'ha ricordato. Mi dicono, vedi che tu l'avevi vista la situazione Allan, perché se Lobotka ci nasce la figlia e aspetta prima di andare a Roadais per vedere la figlia, se lo stesso Manolas ha aspettato finché Gattuso non gli ha dato la possibilità di andare a vedere, perché Allan piglia e se ne va? Allora, nel momento in cui Gattuso non ha peli sulla lingua e dice Allan si è allenato una chiavica, camminava in campo, se ne sta a casa, benissimo, e mi va bene anche che lo dici, questa cosa di nascondere, perché poi se tu nascondi, qualcuno diceva panni si lavano in famiglia, la società deve nascondere, no, perché nel nostro ambiente le cose escono comunque, però escono, sai, il passaparola, qualcuno si inventa una cosa, arrivano WhatsApp fantasiosi, invece no, la realtà è che Allan si è allenato malissimo, si sta a casa, benissimo, e questo deve spingere gli altri giocatori a lavorare per prendersi il posto, perché un Elmas così non solo insidia Insigne, ma quando Insigne tornerà in forma probabilmente potrà insidiare Zielinski, potrà insidiare Fabian Ruiz, perché ricordiamoci che se Allan torna in forma e lo vuole fare, Allan è titolare in questa squadra. Demme non si tocca, allora tu Demme ce l'hai, Allan ti serve per certe partite, penso al Barcellona, e poi ti devi giocare una maglia là. E al momento quello che se la gioca di più è probabilmente Elmas, di cui Gattuso è follemente innamorato. La famosa forza fisica e tecnica, la giovane età e la voglia di farsi vedere, perché il ragazzo ha 20 anni
e sono quei giocatori che fanno la fortuna del Napoli quando tu ti puoi far vedere e sai che poi potrai avere offerte importanti, poi la tua carriera può scoppiare, puoi giocartela a Napoli con l'ingaggio che sale. Purtroppo è questo il momento, questa è la situazione attuale. Non possiamo essere presuntuosi, non possiamo essere, bisogna ragionare, pedalare, come ha detto nessun giorno di riposo, si deve pedalare perché adesso c'è la partitona trappolissima, perché arriva il Brescia prima del Barcellona e sarebbe un delitto fare in modo di sottovalutare il Brescia perché pensi magari a Barcellona quando c'hai questa classifica così corta. Col Brescia bisogna fare 3 punti obbligatori, poi il Barcellona ci divertiamo, facciamo cose pazzesche, facciamo il fortino, facciamo tutto, ma col Brescia tu devi fare la stessa partita del Cagliari, devi essere attento e devi essere pronto a ripartire. Mertens merita la menzione speciale perché il movimento che fa nel gol è di una velocità, è di una semplicità, lo fa sembrare semplice ma è di una difficoltà incredibile. Prende il pallone, si gira, mette il corpo in un certo modo, palo di nuovo, però palo dentro. Allora sono pure quegli episodi che ti cambiano i momenti di una stagione, perché se finiva 0-0 qualcuno avrebbe potuto ma allora il Napoli è capace solamente di affrontare le grandi squadre e poi serve il mazzo così. Non è detto che sia mazzo, è detto che può essere un momento di pazienza dove tu poi sai che la puoi sbloccare, perché lo dice anche Di Lorenzo nell'intervista, noi abbiamo qualità in avanti, quindi la possiamo sbloccare a un certo punto, però si può fare di più. Io non voglio accontentarmi di questo, è un momento della stagione dove il Napoli deve essere più accorto che propositivo. Dopodiché, se vai in fiducia, come è successo nelle ultime partite, tu la puoi anche portare a casa, però una squadra più provinciale, una squadra più operaia e cinica, diciamo il termine di quelli che vincono senza fare grossi sforzi, è il cinismo, il mucinismo, che praticamente ti porta a portare a casa 3 punti anche quando non hai fatto il dominio esagerato. È stata una partita equilibrata, a tratti anche noiosa se vogliamo. Noi non siamo abituati a cose pazzesche, non è più il momento, dobbiamo essere onesti con noi stessi, i giocatori si devono guardare in faccia e dire: se non buttiamo il sangue il Cagliari ce lo mette in culo, se non buttiamo il sangue il Brescia ce lo mette in culo, perché li aspettiamo al varco, la doppietta di Balotelli che Tonali che fa, lo sappiamo che siamo in grado di far diventare dei mostri giocatori mediocri, quindi non è il caso proprio. Concentrati, decisi, la società pare che si stia affacciando di nuovo. De Laurentiis, voglio capire se sono chiacchiere questo fatto di De Laurentiis che dice vuole addirittura denunciare, chiedere i danni per i rigori, non lo so, io spero semplicemente che non siano frasi fatte e buttate là e che ci sia una programmazione e una continuità nel denunciare le cose assurde che sono successe in queste partite, perché è troppo, è un po' troppo. E quindi dobbiamo essere onesti, dobbiamo fare in modo che quello che è giusto ed essere un pochino più rispettati, perché abbiamo la tecnologia e non è possibile che con la tecnologia noi comunque veniamo ignorati nel regolamento, eccetera, eccetera. Questa è una piccola parentesi per quanto riguarda gli arbitraggi. È successo di tutto nell'altro video dove parlavo del rigore della Juventus col Milan. Ma quello che voi non avete capito, alcuni non hanno capito, è che io mi riferivo a Rizzoli. A me non interessa l'episodio, non interessa la partita. Io dissi che la partita non l'avevo manco vista, quindi a me non mi interessava se il Milan meritava di vincerla, di pareggiare, o se la Juve comunque ha dominato e doveva avere altri 4 rigori. Non mi interessa. A me interessa che se Rizzoli ti aveva detto che questi rigori non si danno, perché quando il movimento è congruo e quando tu non la vedi questi rigori non li danno, non li dai. E quindi non capisco perché al VAR comunque si va e si dà. Questo era tutto e mi aspettavo un intervento di Rizzoli che non avviene. Dopodiché succede l'episodio della Sampdoria, dove Gaston Ramirez fa la stessa cosa, però è diverso. Per me è diverso perché Ramirez ha l'occhio sulla palla. Lui sta guardando la palla quando salta e quando si rende conto che è scavalcato aumenta il movimento del braccio quasi apposta verso il pallone. Io ci vedo volontarietà lì. Quindi per me quel discorso della Sampdoria è molto diverso da quelli che abbiamo affrontato, il discorso di Quadrato, di De Vrij e poi l'ultimo quello là del Milan. Quindi
Da New York Valerio Fluido è tutto, chiudiamo il discorso degli arbitri perché alcuni ho risposto, altri mi annoio perché dite sempre le stesse cose, volete sottolineare quello che volete quando invece poi il video non ve lo guardate nemmeno, va bene, fate numero, non ha importanza, l'importante è che noi pensiamo a noi adesso, voi sotto fate i commenti sugli spunti perché adesso abbiamo gli spunti, primo spunto, Elmas ha più importanza di tutti gli altri, è un jolly in questo momento, se manca Insigne Elmas, se manca Fabian Ruiz Elmas, quando mancherà Zelis Elmas, in questo momento è il nostro jolly che sta più in forma di tutti. Capire la situazione di Callejon perché Politano ha un ottimo impatto, secondo me sta facendo un ottimo impatto con il Napoli. La situazione Ospina oramai penso si sia definita, penso sia lui il titolare a tutti gli effetti, che piaccia o no, questa è stata la scelta di Gattuso, e capire se un Koulibaly, un Allan, quando saranno poi in forma rientreranno nelle gerarchie e nei titolari oppure no, perché non credo, addirittura credo che possano non servire se non sono mentalizzati come gli altri che vanno in campo, perché meglio un Yusai che butta il sangue con umiltà dove deve farlo, come può fare, perché con i suoi limiti, che uno che invece entra presuntuoso e dice ma io recupero, sono veloce abbastanza. Questo è un messaggio che mando a Koulibaly: se vuoi meritarti un ingaggio da 15 milioni al Manchester o al Real Madrid devi fare molto di più, altrimenti tu rimba bene, tutto a posto, Vesuvio e i tweet sulla tua pagina Instagram, ma non basta, perché dobbiamo prendere questo sesto posto immediatamente. Grazie per l'ascolto, vi siete iscritti, iscrivetevi adesso se non vi siete iscritti, perché mi guardate in 11.000 e siete 1.000 a iscrivervi, non capisco, non mi spiego, va bene così comunque,